13ª stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Maria, Madre afflittissima, che ricevessi sul tuo grembo Gesù morto, impellami, ti prego, una vera contrizione dei miei peccati e ottienimi di ricevere sempre dignamente Gesù sacramentato nel tuo cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Miserere nostri Domine, alla croce insieme stare, il compiumento sociale, Madre mia de Dio. Al 14ª stazione, Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Gesù mio, come morto al mondo, voglio stare sempre con te e non voglio vivere e operare che per te solo, per poi venire con te a godere in cielo il frutto della tua santissima passione morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Miserere nostri Domine, quando il corpo viene diviso, il glorioso paradiso, per lei dona all'anima. Preghiamo, o Dio che hai voluto santificare l'esilio della croce la vita, che hai voluto santificare l'esilio della croce vita quando promuove il nostro la croce d'essere liberato dal male, dal corpo, muove il nostro d'essere liberato dal corpo, della Cristo Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, sia santificato il tuo nome. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debiti, e non abbandonarci nella liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Per gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. In onore delle 5 piaghe del nostro serrato Padre Francesco. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie Padre San Francesco, prega per me della passione morte e della risurrezione di Cristo e con l'intercessione di Maria Santissima Adorata Corredentrice, il Signore è Onnipotente, vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Addio, Madre dolorosa, alla Tu Sveta Mario Majko, alla croce lacrimosa, con il
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla il viaggio di Gesù carico della croce al Calvario. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Come era il principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crucifissione e morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo e sugli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O Santo Avvocato nostro, rivolgi a noi quelli tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Maria Immacolata, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Misericordia, prega per noi. Maria Immacolata, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, prega per noi, Maria Immacolata, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, prega per noi, Maria Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, prega per noi, Maria Immacolata, Madre del cuore redentore, Maria Immacolata, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine
Regina dei veri cristiani, Regina delle Vergini, prega per noi, Maria Immacolata, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, prega per noi, Maria Immacolata, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, prega per noi, Maria Immacolata, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dal male che ora ci resiste e guidaci alla gioia senza fine per Cristo nostro Signore. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, Signore. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sono Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ed il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, reggi e governa, che te più affidare. L'eterno riposo, Madonna della salute. Recitiamo i salmi, venerdì prima settimana di Avvento. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
del Padre, la Chiesa te consacra il suo canto di lode. Cielo e terra si prostrano dinanzi a te, Signore, tutte le creature adorano il tuo nome. Redimere il mondo travolto dal peccato, nascesti dalla Vergine, salisti sulla croce. Nell'aspetto glorioso, alla fine dei tempi, ci salvi dal nemico, la tua misericordia. A te gloria, Signore, nato da Maria Vergine, al Padre dal non Spirito, nei secoli sia lode. Amen. Risanami, Signore, ho peccato contro di te. Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libererà. Regnerà su di te il Signore, lo farà vivere beato sulla terra, non abbandonerà le brame dei nemici. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, gli darà il sollievo nella sua malattia. Io ho detto pietà di me, Signore, risanami contro di te ho peccato, i nemici mi augurano il male, quando morirà e perirà il suo nome. Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia, è uscito fuori in falla. Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di me pensano il male, un morbo maligno su di lui si è abbattuto, da dove si è steso non potrà rialzarsi. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, che io li possa ripagare. Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico. Per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre. Sia benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risanami, Signore, ho peccato contro di te. Il Signore dell'universo è con noi, rifugio e salvezza è il nostro Dio. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, tremano si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flussi. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa,
dimorerà Dio prima del mattino, premettero le genti e regno si scoppero, egli tuonò si prettelò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite e vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla terra. Farà cessare le guerre fino ai confini della terra, riomperà le armi, spezzelà le lance, brucerà con il fuoco i scudi. Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore dell'universo è con noi, rifugio e salvezza è il nostro Dio. Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. grandi e miracoli sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà, o Signore, tu solo sei santo. Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. Davanti al Signore un giorno è come mille anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell'adempiere le sue promesse, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuna perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo. Vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Dio dell'universo. Gloria al Padre e al Figlio e al Spirito Santo. Vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo. Ho chiamato dall'Egitto mio figlio, verrà a salvare il suo popolo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatte in te l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la
la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi ai poveri. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo la sua discendenza per sempre. Glori al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ho Ho chiamato dall'Egitto mio figlio, verrà a salvare il suo popolo. Supplichiamo Cristo, pastore e custode delle nostre anime, Salva la tua famiglia, Signore. pastore buono del gregge di Dio, Vieni tutti gli uomini della tua Chiesa, assisti i pastori del tuo popolo, perché siano instancati nel servizio ai fratelli. suscita autentici messaggeri della tua parola, Il tuo Vangelo sia annunziato fino ai confini della terra. abbi pietà di coloro che affaticati e oppressi vengono meno nel cammino della vita, Fa che trovino accanto a te senza confortarci una vita. accogli nei piccoli eterni del cielo coloro che hai chiamati a te. Perché sulla terra hanno riconosciuto la tua voce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Mostra la tua potenza e vieni, Signore, nei pericoli che ci minacciano a causa dei nostri peccati. La tua protezione ci liberi, il tuo soccorso ci salvi. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
I libri dei canti troverete nella cappella della Madonna della Salute. Il canto, l'inizio è Tota Pulcra 450. 450. L'offertorio sono 357, la Vergine Maria 357.
Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te, et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu benedicta Israel, tu honori vicentia populi nostri, tu advocata peccatorum, O Maria, O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis intercede pro nobis. Ad hominum Iesum Christi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, siamo giunti al quarto giorno della novena all'Immacolata e questa Santa Messa è celebrata in suffragio della defunta Francesca. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Preghiamo. Risveglia la tua potenza e vieni, Signore Gesù. Dai pericoli che ci minacciano a causa dei nostri peccati, la tua protezione ci liberi, il tuo soccorso ci salvi. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, Dio. Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto
sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro. Liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele, perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto, dice alla casa di Giacobbe il Signore, che riscattò Abramo: d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché, vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Quelli che apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è luce mia. Il Signore è mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Alleluia. 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 Il Signore viene, andiamogli incontro. Egli è la luce del mondo. Alleluia. 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 Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: Credete che io possa fare questo? Gli risposero: Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: Avvenga per voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Ma essi appena usciti ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore. O Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre si laudati. Siamo al quarto giorno della novena all'Immacolata e prendiamo spunto dal brano del Vangelo per la nostra riflessione mariana. Gesù opera un miracolo, guarisce due ciechi. Questi ciechi credevano in Gesù. Ecco, Gesù domanda: credete che io possa fare questo?
Gli risposero: sì, o Signore. E allora Gesù disse loro: avvenga per voi secondo la vostra fede. Ed è sempre così, avviene per noi sempre secondo la nostra fede. Se abbiamo tanta fede, allora il Signore opera meraviglie nella nostra vita e ci dona tante grazie. Se invece abbiamo poca fede, allora sono poche le grazie che riusciamo a ottenere. Tutto è nella misura della nostra fede. E così quando ci rivolgiamo alla Madonna, quando la preghiamo, dobbiamo essere animati da una grande fede. Se avremo tanta fede nella sua intercessione, allora saranno abbondanti le grazie che otterremo da lei, che lei potrà ottenerci dal Signore con la sua intercessione. Si racconta che San Francesco di Sales, quando si rivolgeva alla Madonna, era animato da due certezze. La prima certezza è che la Madonna poteva aiutarlo. Perché poteva aiutarlo? Perché la Madonna tutto ottiene da Gesù, tutte le sue domande a nostro favore sono sempre esaudite e per questo la Madonna è chiamata anche con il titolo di Onnipotente per grazia, nel senso che tutto ottiene da Gesù, ogni sua domanda è sempre esaudita. Ecco, questa era la prima certezza che animava la preghiera di San Francesco di Sales, la certezza che la Madonna lo poteva aiutare. E la seconda certezza ancora più importante, la certezza che la Madonna lo voleva aiutare. E lo voleva aiutare perché la Madonna vuole bene ai suoi figli, non può disinteressarsi dei suoi figli. Ecco allora che quando pensiamo a queste due cose, che la Madonna può tutto per noi e la Madonna vuole donarci quello che è veramente per il nostro bene, per il bene dell'anima, allora non dobbiamo avere il minimo timore, la minima esitazione. Scriveva un sacerdote che pregare la Madonna ed esitare in cuor nostro significherebbe offenderla, offendere la sua bontà materna. È come se un bambino dubitasse della mamma, della bontà della mamma. Certamente la mamma ci starebbe male. E così ecco noi quando ci rivolgiamo alla Madonna dobbiamo proprio essere certi, sicuri. La Madonna ci può aiutare e ci vuole aiutare. E così ecco sarà fatto per noi secondo la nostra fede. Un'altra riflessione, erano due i ciechi che seguivano Gesù gridando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. E dobbiamo fare nostra questa preghiera, incessante: abbi pietà di noi. La base della nostra preghiera deve essere anche l'umiltà, la consapevolezza che siamo peccatori, che siamo bisognosi di misericordia, di soccorso. E la cecità di quelle due persone era simbolo della nostra cecità. Anche noi siamo ciechi perché siamo peccatori. Il peccato ci rende ciechi, quando uno è santo allora riesce a vedere Dio con gli occhi del cuore, con gli occhi della contemplazione. Quando invece uno è immerso nel peccato, che perde questa vista, è come cieco spiritualmente. E allora dobbiamo veramente ripetere incessantemente anche noi questa preghiera: Gesù, abbi pietà di me, peccatore. Deve essere come il respiro della nostra anima. Appoggiamoci in questo all'intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna che prega per noi in
intercede per noi, che ci può aiutare e ci vuole aiutare. Siano lodati e Canto 357, 3, 5, 6. La Vergine Maria, qui siamo a pregare, che candida e pia dall'alto ci appare. Vergine divina, o gloria del cielo, tu sei regina del popolo fedele. Vergine divina, o gloria del cielo, tu sei regina del popolo fedele. Qui nella diletta tua chiesa veniamo, o Vergine eletta, qui noi ti preghiamo. Vergine divina, o gloria del cielo, tu sei regina popolo fedele. Vergine divina, o gloria del cielo, tu sei regina del popolo fedele. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva le tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti, supplica l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della condizione umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora osiamo sperare, vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Un Santo Spirito, i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la resurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, Sant'Antonio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso,
accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno della potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Angelo di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. E io sarò salvato. Canto numero 23, 2, 3.
alzate nei cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate nei cuori l'attesa per accogliere il Re della gloria. Vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Sorgerà dalla casa di Davide il Messia da tutti invocato, prenderà da una vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. Vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Benedetta sei tu, Maria, che rispondi alla testa del mondo, come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino. Vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua decostata di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e comanda che io vengo a te affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a Te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora c'è la preghiera della novena. O specchio di santità immacolata Maria Vergine, noi godiamo nel vedere che sono state infuse in te sin dalla tua concezione le più sublimi virtù e tutti i doni dello Spirito Santo. Ringraziamo e lodiamo la Santissima Trinità che ti ha favorito con questi privilegi e ti supplichiamo, o Madre benigna, di ottenerci la pratica delle virtù e renderci così degni di ricevere i doni e la grazia dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Prega per noi, o Immacolata Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedimi per sua intercessione la grazia che ti domando. Benedici, o Madre mia Immacolata, la mia famiglia, i miei amici e anche i nemici. Assicura la tua materna protezione su di me. Liberami dai pericoli del male e dalle insidie del maligno. Suscita giovani generosi che impegnino le loro vite nel messaggio evangelico dell'amore. Dammi la grazia della preghiera incessante e continua. Il Santo Rosario che prediligi sarà pegno speciale e segno tangibile del mio amore per te. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto 353. 353. Immacolata Vergine bella, di nostra vita, tu sei sancella, fra le tempeste segui del cuore, di chi ti invoca la pena vuole. Siam peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per noi. Siam peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per noi. Tu che nel cielo siedi regina, a noi pietosa lo sguardo inchina. Per divin Figlio che stringe al petto de nostri marci del suo affetto. Siam peccatori,
Sì, mi è piaciuta